Piave TVB unisce le province di Treviso, Venezia e Belluno nella programmazione dello sviluppo territoriale lungo l'asse del fiume Piave. Grazie all'attuazione del federalismo demaniale, un nuovo tassello si aggiunge alla realizzazione di questo progetto, svincolando dal controllo dello Stato i territori lungo il fiume Piave che saranno gestiti direttamente dagli enti locali. Non più lo Stato padrone del proprio territorio, ma gli enti locali, regione, provincia e comuni saranno gli artefici principali del proprio terreno, del proprio territorio, per cui federalismo spinto. Oltre a questo vogliamo il federalismo anche fiscale, che significa mantenere nel nostro territorio l'80% di IVA e soprattutto l'80% di IRPEF, che è il valore della nostra produzione e del nostro prodotto interno lordo. A Montebelluna è stato inaugurato il nuovo centro per l'impiego della provincia di Treviso. Il centro, che si affianca agli altri 6 già operanti nel territorio provinciale, servirà un'area di 13 comuni e sarà gestito da 8 operatori ed un responsabile. L'ufficio, con sede in via Vivaldi 16, fornirà servizi utili ai lavoratori e ai datori di lavoro per far fronte alla difficile situazione occupazionale del momento. Centro per l'impiego che è particolarmente importante perché in questo momento i lavoratori hanno bisogno soprattutto di orientamento, hanno bisogno soprattutto di politiche attive per l'occupazione e come provincia, grazie anche ai finanziamenti della Comunità Europea, stiamo mettendo in campo una serie di politiche proprio per favorire l'occupazione dei lavoratori. Le cose che offre il Centro per l'impiego sono innanzitutto un aspetto di orientamento del lavoratore che ha perso il lavoro, dall'altra parte strumenti nuovi come ad esempio gli stage, i tirocini, l'alternanza all'interno dell'azienda che permette da un lato al lavoratore di conoscere l'azienda, dall'altro lato dall'azienda di conoscere il lavoratore.